Ciao a tutti carissimi, oggi siamo al laghetto di Roana e vi mostro la guida definitiva per salire al Monte Aerio e vedere tutto ciò che c'è di interessante nel tragitto qui dal laghetto fino alla cima. Poi qui ci sarebbe tutta la zona dell'Acro Park, tanto per cominciare, e in generale comunque zona molto tranquilla e rilassante. Escursione al Monte Aerio che parte dai 1100 metri del laghetto Spillek di Roana fino ai 1627 metri del Monte Aerio. Vedo con piacere che la zona è stata molto manutentata dall'ultima volta che sono salito. Che bella recinzione, perfettamente lucida e nuova. Tanto vedete praticamente da appena partiti si entra già nel percorso Selvart, interessantissimo appunto percorso fatto di opere d'arte in legno. Guardate, appunto dopo ci sono le varie cartellonistiche che indicano bene, e questo indica appunto il Selvart e la sua origine, mentre i cartelli qui a fianco alle sculture rinominano appunto le sculture stesse, l'autore e anche la provenienza, nonché l'anno di creazione. Nel 2018 questo percorso purtroppo ha subito dei danni che in seguito l'artista Marco Martalar e il suo collega Ceola hanno pensato bene di risistemare con l'aiuto di altri enti, quindi veramente è una bella idea. Lungo il percorso ci sono anche queste bellissime poesie scritte in dialetto veneto. Sentiero dei racconti percorso per Stonehouse, che sarebbe un buco carsico più avanti. Dopo questo breve tratto dolce lasciamo sulla nostra destra la strada che prosegue qua, prendiamo appunto il percorso che prosegue per Selvart, Busto Stonehouse, K2 ristorante e poi su per Monte Aerio. Percorso che è fortunatamente ricoperto dalla vegetazione per buona parte, non per tutta, perché in estate è perfetto per godere di un po' di frescura data dalle chiome degli alberi. Vedete come ci siamo già alzati dal laghetto Spillek. Vedete appunto ogni tot centinaia di metri c'è un'installazione con una poesia. Vi consiglio la lettura, io me le sono già lette la prima volta in cui sono salito, sono veramente meravigliose. Beh, soprattutto se capite il dialetto veneto. Leggetele perché vi donano proprio un senso di pace immersi in questa meraviglia di natura praticamente incontaminata e con veramente poche persone a farvi sentire in città. A un tratto, salendo appunto dal sentiero principale, c'è un sentiero che sale proprio dove c'è questa indicazione. Vabbè, il cartello è solo per la gara di oggi. Ecco, vedete, salendo dal sentiero più complesso, diciamo, si può vedere il Busto Stonehouse. Adesso vi mostrerò. Guardate che spettacolo fenomenale. Buca di origine carsica, ma guardate che dimensioni, veramente è un punto da non mancare se si sale da queste parti perché è veramente suggestivo. Adesso trovandosi il Busto Stonehouse qua sopra, giriamo verso sinistra attraverso questo sentiero che più avanti ci condurrà verso il ristorante K2 e tornando al percorso Selvart. Un po' di attenzione qui perché la strada è un po' dissestata e probabilmente soffre del ruscellamento d'acqua. A un certo punto arriverete al ristorante K2, meta interessante di sosta se lo troverete aperto. Guardate, qui c'è tutta la mappa con le indicazioni. Installazioni che proseguono lungo il percorso con indicazioni chiare. Guardate qui la mano con una pianta che è nata sopra proprio il vero significato dell'installazione di queste opere, l'alchimia con la natura.
Con questa deviazione invece di proseguire dritti giriamo a destra per andare a vedere il buso del Tangerloch. Tante bellissime opere, veramente interessante andare a vederle tutte, solo che appunto aumenteranno i chilometri. Nel caso voleste vedere bene il parco di Land Art di Selvart, preparatevi a fare qualche chilometro tra la natura. Sì, il buso del Tagelok, ragazzi, no, Tangerloch, come l'ho pronunciato male. Ecco qui è il buso del Tagelok. Voragine carsica profonda a 30 metri. Qui si prosegue sempre sul sentiero di Selvart. Nel dubbio aiutatevi con un'app che funzioni anche offline per sicurezza, per seguire le tracce verso il Monte Aerio. Qui ragazzi lungo la strada c'è un sentierino che sale e un cartello indica Maga Aereo 30, Monte Aereo 50. Preparatevi perché la salita qui tira abbastanza, più col caldo. Si passa attraverso un pendio chiaramente flagellato da vaia, finché ci si trova Maga Aereo qui sopra. Dopo poca strada sterrata si arriva a Maga Aereo, con un panorama che inizia a farsi stupefacente. Ed ecco che qui proprio sopra lo chalet raggiungiamo la cima del Monte Aereo. Panorama incredibile. Cartello con la cima del Monte Aereo che qui dietro ci sono i ragazzi. Monte Aereo, 1627 metri di quota. Può variare sia tra itinerari difficili, un po' come quello che ho fatto io dal laghetto di Roana, si sale anche attraverso sentieri parecchio ripidi, oppure si può salire dalle strade che porta a Campolongo, si può parcheggiare l'auto poco sotto qui, cima relativamente facile con possibilità di sosta qui allo chalet e panorama incantevole da ovest, piccole Dolomiti verso sud, Tresca Conca e Conca dell'Altopiano, e verso est ancora Conca dell'Altopiano, bellissimo. Monte Aereo che è una cima sempre abbastanza ventosa, quindi fresca e consigliata nelle giornate calde estive in pianura. Ecco qui un po' nascosto da questo piccolo abete, vedete l'indicazione Monte Aereo. Alternativa più breve, vedete appunto Kemple 10 minuti, di sicuro qui a sinistra verso ovest c'è una strada che conduce alla strada asfaltata che porta poi a Malga Campolongo, a Rifugio Campolongo, quindi in un attimo dalla strada asfaltata si sale e si arriva al Monte Aereo. Ecco qui, come dicevo, dove si può parcheggiare per salire al Monte Aereo, lungo la strada che porta a Rifugio Campolongo. Qui sono ridisceso per l'itinerario appunto più breve che parte qui dalla, vedete la strada che porta a Rifugio Campolongo. Si può trovare un posticino qui dove parcheggiare su questa deviazione lungo il sentiero sterrato qui, oppure c'è un parcheggio più ampio su in località Kemple, da dove parte il sentiero di 10 minuti, brevissimo, per salire al Monte Aereo.
e il ritorno potete farlo comodamente per il sentiero dell'andata, sia che facciate il sentiero più lungo come ho fatto io, sia facendo ovviamente quello più breve. Ciao, grazie della visione fino in fondo, spero che il Monte Aereo vi sia piaciuto. Montagna poco conosciuta ma molto panoramica.